Nel 1988 sono nati a Scalaplano, ora non ricordo se 32-36 bambini, qualcosa del genere. Anche gli altri anni hanno una quantità di nascite simili. La cosa strana è che intorno al 1988, nell'arco circa di un anno, c'è un altissimo numero di bimbi che sono nati con problematiche. Sono nati bimbi che hanno delle malformazioni grosse che si porteranno appresso per tutta la loro vita. Ci sono dei bimbi che hanno il problema dell'ermafroditismo, ci sono dei bimbi che hanno delle deformazioni facciali, delle deformazioni fisiche, altri. C'è una bimba che non è cresciuta praticamente nel resto del corpo, è cresciuta solamente con la testa. Non vede, non sente, non parla. Una bimba che ha 10 fratelli, tutti sani. L'unico evento che è particolare in quegli anni rispetto allo scorrere così tranquillo del tempo in questo paese erano delle nubi di polvere che arrivavano dalla limitrofa area del poligono di Quirra, di Perdas de Foix. L'altopiano di Quirra venivano fatte esplodere cariche di munizionamento non più in uso all'esercito, e queste esplosioni sollevavano delle nubi di polvere altissime che, avendo una maggiore densità dell'aria, tendevano a restare unite. A seconda del vento che c'era sul momento, le grandi nubi venivano trasportate sui canaloni che poi portano fino al paese, e quindi passavano sul paese e depositavano questo strato di polvere che poi era possibile vedere il giorno successivo, trovarlo magari sulle macchine, sui parabrezza, sulle verdure. In questo territorio non abbiamo altro, per cui io non so di cosa si tratti, però l'unica evidenza è quella della base. Non abbiamo neanche industrie, non abbiamo nulla praticamente, eccetto la terra che ci circonda con la sua vegetazione, le sue acque, eccetera. E lì però è dominio militare, la base è zona militare, non è che puoi entrare per conto tuo, chiedere, fare, portarti via, non si può.